come le abbasserebbe le tasse, cioè dal punto di vista pratico, questo 68% di pressione fiscale? Ma guardi, io abbasserei la pressione fiscale, visto considerato che i miei dirimpettai carenziani hanno il 25% di tasse, e lavorerei sul cuneo fiscale in questa maniera: applicare la virtuosità delle regioni virtuose, quindi il Veneto, la Lombardia, a tutta Italia. Vuol dire applicare i costi della pubblica amministrazione del Veneto, significherebbe avere un risparmio di 30 miliardi di euro all'anno. Però bisognerebbe dire che un pasto in ospedale deve costare 6,5 euro come in Veneto e non 60-80 euro come accade in alcune regioni del sud. Però questo viene fatto, cioè è stata proprio passata un po' sotto traccia, ma la sua regione, come altre due regioni, sono identificate come le regioni che dovranno dare i costi standard della sanità, quindi questo si farà. Questa è una battaglia che, mi permetto di dire, abbiamo vinto, visto considerato che il Veneto si è speso tanto. Si inizierà dal 2014, però dico che ormai abbiamo passato anche i tempi supplementari. Ci sono delle cose che gridano vendetta. I costi della pubblica amministrazione, penso che ai 22.000 forestali della Sicilia contro i 400 del Veneto, che si ritrova l'80% delle Dolomiti. Questi sono solo alcuni degli esempi. Quindi gli sprechi si possono tagliare obbligando tutti a vivere in maniera virtuosa. Non c'è il rischio che se lei tagliasse i forestali poi si li ritrova nel movimento dei forconi o nei movimenti che stanno protestando adesso in Italia, per cui è un circolo vizioso forse? Ma guardi, io ho proprio dato un'intervista questa mattina al Gazzettino, dico proprio questo, che poi il movimento dei forconi, se dovesse fare una sintesi nazionale, la vedo problematica, perché c'è chi gira in Jaguar e chi viaggia a piedi, c'è chi mette l'inno d'Italia e chi sventola il vessillo di San Marco. Lei capisce, c'è chi ha 22.000 forestali e chi ne ha 400. Poi la sintesi è difficoltosa e in alcuni casi la definirei anche problematica. Lei lo paga l'IMU, lei il 16, a case sulle quali, e se sì sa quanto deve pagare a 3 giorni? No. Io l'IMU se da pagare la pago, non ho mai invitato a proteste che poi mettono nei guai i cittadini. No, questo è una vergogna, però mi lasci dire che è una vergogna che si faccia pagare l'IMU, visto considerato che in un paese civile quando tu guadagni paghi le tasse e poi lo Stato dovrebbe sparire. Invece in Italia lo Stato ti segue per tutta la vita. Non dovrebbe essere così, ma sa quanto deve pagare? No, perché ci sono i commercialisti che a 3 giorni dal pagamento manco sanno quanto Io non ne ho la più pallida idea, guardi, dovrò chiedere anch'io a chi mi tiene i conti quanto dovrò pagare. Comunque non ho una casa grande, quindi affronterò anche questo. Faccia in fretta perché mancano 3 giorni, non è che so. No, la pago, guardi, io le tasse le ho sempre pagate. No, chiaro. Senta Zaia, le devo chiedere un commento su quello che pubblica oggi i giornali, li avrà visti, gli interrogatori dell'ex tesoriere della Lega Belsito, che dice in pratica: ho dato soldi a tutti i big della Lega, tira in ballo un po' tutti, Maroni, Cotta, Salvini, ma dice anche che Tangenti in Veneto e Zaia e Tosi sapevano. Ma guardi, io sono oggetto per la seconda volta di una citazione autorevole del signor Belsito, con il quale io avevo rapporti pressoché zero. Allora, la prima volta ha detto che partecipavo a cene con bossi e grossi imprenditori per i finanziamenti. Ha avuto la sfortuna di prendere in ballo una persona, cioè il sottoscritto, che non va alle cene proprio per metodo, per cui 1-0 palla al centro. Adesso c'è questa nuova novità, le dico che non è nulla di vero, e sono a disposizione dei giudici. Mio nonno mi diceva sempre: male non fare, paura non avere. Guardi, io ho fatto penso ormai un centinaio di denunce, penso che quello che sto facendo in regione sia sotto gli occhi di tutti. Non mi è mai stata pagata una fattura, non ho mai ricevuto soldi, vengo da una campagna delle regionali autofinanziata, cioè con l'autotassazione dei consiglieri. E quindi guardi, a disposizione di tutti. Ma che farà? Cioè, che denuncerà Belsito oppure no? Cosa vuole che facciamo? Questo ne tira fuori una al giorno. Io spero che i giudici facciano veloci e poi le condanne renderanno giustizia a tutti, ed è bene che queste condanne arrivino velocemente, visto e considerato che i cittadini hanno diritto ad avere chiarezza. Certo che, per concludere, è stata proprio una scelta sbagliata di persona, evidentemente, perché era uno dei vostri, cioè era il tesoriere addirittura della Lega. Guardi, andiamo piano. Io primo non ero nella stanza dei bottoni, secondo non lo so, io terzo di fatto non so neanche da dove sia arrivato. Va bene, io intanto la ringrazio, buona giornata. Grazie a lei. È stato con noi Luca Zaia, governatore del Veneto. Dopo la pubblicità noi approfondiremo questa Italia sempre bloccata. Con noi ci saranno Massimo Fini